immancabile Casa Veneto, la proposta di Veneto Agricoltura qui a Caseus 2025. Andiamo a parlarne con la dottoressa Paola Dedea. Veneto Agricoltura Caseus ha una storia lunga, da quando è iniziato Caseus è sempre stata presente, inizialmente soltanto per quanto riguarda la parte di organizzazione della commissione di valutazione dei formaggi che poi vengono premiati, sono diciamo l'eccellenza del Veneto, e successivamente anche con la presenza nello stand di Casa Veneto che ha voluto riunire appunto sotto il cappello della Regione Veneto la parte strumentale che oltre che da Veneto Agricoltura è rappresentata anche dalle sue partecipate Bioagro CSQA e dal consorzio delle piccole produzioni locali. 1500 realtà sparse in tutto il territorio del Veneto con 12 tipologie fino all'altro giorno. Dico l'altro giorno perché sempre da un'idea della Regione si è volutamente inserire con grande determinazione il tartufo veneto. Tartufo veneto che qui nel nostro territorio è rappresentato da 7 tipologie di tartufo, è l'unica regione che le ha, è l'unica regione che potrà avere del prodotto fresco dal 1 di gennaio al 31 dicembre o quasi, insomma, quindi una grande opportunità che poi viene data direttamente anche proprio alla piccola produzione locale e quindi al consorzio che rappresentiamo. Rappresentare 1500 realtà agricole è ovviamente un orgoglio, un piacere ed è un dovere ovviamente far bene perché, come dicevo prima, in queste giornate appunto di lavoro e di promozione e di comunicazione del consorzio diventa fondamentale per il consumatore potersi approcciare direttamente, perché una cosa che va ricordata è che i prodotti PPL non si trovano in negozio, non si trovano in grandi manifestazioni, ma si trovano da chi produce, cioè si va a casa di queste persone con una garanzia massima. Per fortuna, dopo parecchio tempo, siamo riusciti anche noi del Veneto a far valorizzare quello che è il tartufo anche nella nostra regione. Nelle 7 province, poco o tanto, tutte quante fanno parte e hanno determinate tipologie di tartufo. Principalmente il tartufo per la maggior parte è lo scorzone, come tutti voi sapete. Partiamo dai Colli Iberici, Lago di Garda e anche nel Bellunese. Passiamo all'uncinato con un 20-30% di raccolto, un po' di bianco nel Padovano e verso Rovigo e naturalmente il bianchetto sotto pini marittimi nella costa adriatica.